La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Sempre più liberi con la tua radio è il nuovo. Va ora in onda l'angolo della musica classica. Conduce in studio Oretta Pierotti Cei. Eccomi qua, amici carissimi, buongiorno. Buongiorno, è partito qualche cosa in anteprima. Buongiorno a tutti carissimi amici, ma un super buongiorno a due grandissimi pianisti e due eccezionali amici, perché così li considero. Allora, benvenuto Alessandro Marangoni, grande pianista, benvenuto Orazio Sortino, altrettanto grande pianista. Buongiorno amici. Buongiorno. Pianissimi Buongiorno ma silenziosi però. È il microfono che vi mette in soggezione piuttosto che la tastiera? Non particolarmente, anzi. Meno male. Allora, chi sono questi due grandissimi pianisti? Allora, alla mia destra Alessandro Marangoni, via via poi racconteremo la sua biografia, che è veramente ricchissima quanto quella di Orazio Sortino. Sono qua insieme oggi per presentare un bellissimo CD che avete realizzato insieme, no? Con questa orchestra. Alessandro, vienimi incontro. Sì, con l'Orchestra Sinfonica di Milano, è un disco della Naxos, e anche soprattutto con Giuseppe Grazioli, che è stato il direttore d'orchestra di questa incisione. Ecco, in questo disco i due maestri suoneranno insieme, quindi veramente non c'è stata rivalità, anzi c'è stata amicizia, Orazio? Beh, totalmente. Totalmente. E questo è bello, perché spesso fra anche voi artisti un pochino di così, c'è qualcosa che non vi rende sempre sincerissimi? Ma in realtà noi ci siamo divertiti moltissimo. Bene, allora senti da molto Alessandro, tempo. io vi do 3 minuti a testa per parlare. Allora, io vorrei, se Orazio, anche lui è senz'altro super d'accordo, che facessimo un ricordo di Maria Tipo, che è stata, devo andare un pochino più vicino al microfono, Maria Tipo, questa grandissima pianista che è stata tua docente, tua insegnante, scomparsa da pochi giorni. Alessandro, se vuoi fare un ricordo di Maria Tipo, poi passeremo naturalmente a conoscervi bene, a sentire questi bellissimi estratti dal CD. Sì, sicuramente Maria Tipo è stata una delle più grandi pianiste italiane, insomma, del secolo, e scomparsa qualche giorno fa, e ha lasciato naturalmente un ricordo di bellezza nel mondo, con tante incisioni discografiche, con moltissimi concerti che ha realizzato in tutta la sua grande carriera, e le persone che hanno avuto la fortuna di sentirla lo possono testimoniare. No, era già un po' una leggenda in vita, e quindi lo sarà ancora maggiormente adesso, e soprattutto, per il mio ricordo personale, è stata anche una grandissima docente, ha creato proprio una scuola. Moltissimi dei suoi allievi sono grandi pianisti,
concertisti e insegnano insomma in prestigiose accademie un po' in tutto il mondo, e ha creato una sorta di così, un po' una famiglia, perché siamo tutti molto legati, molto amici e, così ha trasmesso questo suo grandissimo sapere che, no, ha imparato dalla sua mamma, che è stata, la sua prima insegnante, che è stata un'allieva di Busoni addirittura, quindi una grande scuola, pianistica, e sicuramente il suo ricordo invito tutti a approfondire, ascoltare i suoi dischi, ascoltare, così le sue anche i concerti trasmessi da varie TV nel mondo, perché effettivamente il suo suono, il suo modo di suonare, il suo approccio alla musica davvero straordinario, insomma lascia sempre nel cuore di chi ascolta, un segno. E allora ascoltiamo qualcosa interpretato da Maria Tipo in questo doveroso omaggio, questo doveroso ricordo. Tu che l'hai conosciuta personalmente, Alessandro, quindi più che mai potremmo insieme a te apprezzare questo. Che cosa hai scelto per ricordare Maria Tipo? Ma sì, da un concerto dal vivo, la terza sonata di Chopin e il quarto movimento. Bene, allora omaggio a Maria Tipo, ascoltiamo questo quarto movimento e poi passiamo ai nostri ospiti. Sfumiamo dolcemente su questo bellissimo quarto movimento dalla sonata numero 3 di Chopin, eseguita da Maria Tipo, che il nostro Alessandro Marangoni ha voluto giustamente ricordare, essendo stata una sua preziosissima insegnante ed è scomparsa in questi giorni. È vero, Alessandro? Allora, caro Orazio, che sei stato abbastanza zitto fino adesso, arrivate da due regioni veramente una opposta all'altra, Alessandro Lombardo e tu, Orazio, siracusano, quindi siciliano di nascita. Siciliano di nascita, simpaticissimo Orazio, però vive a Milano, è vero Orazio? Ormai da 20 anni.
20 anni però Anzi 21 quest'anno. 21, ma le tue tradizioni non le hai mai dimenticate, giustamente. Allora, caro Orazio, tu sei altrettanto siete due grandissimi colleghi, siete quasi coetanei di età. Spiegami che cosa vuol dire essere nominato Composer of the Year agli International Classic Music Award 2024. È un premio molto prestigioso delle riviste musicali europee che ogni anno scelgono un compositore, un solista. Tra l'altro anche Alessandro l'ha vinto, però per la sua incisione rossiniana. E l'anno scorso invece sono stato premiato io in quanto compositore. Naturalmente è stato un momento molto importante della mia attività. Meritatissimo, poi ne hai avuto un altro di premio che lo citeremo magari in chiusura. Senti, tu collabori con importanti istituzioni musicali italiane e estere, col Teatro alla Scala, con il Mito, Settembre in Musica, Teatro La Fenice, ne cito solo qualcuno perché l'elenco è lunghissimo, Festival dei Due Mondi. E poi attualmente che cosa, oltre a essere docente, naturalmente che cosa stai preparando? Ma adesso avrò un concerto tra pochissimi giorni al Teatro Grande di Brescia, il 24 febbraio, un recital tradizionalissimo con musiche di Brahms, Schubert e Haydn. E poi in realtà sto scrivendo, Sì. non ci si ferma mai. Sì, perché il maestro Orazio Sciortino è compositore, nonché direttore d'orchestra, oltre naturalmente un affermato pianista, mentre tu Alessandro compositore non sei. O rielabori anche tu qualche cosa? No, lascio a Orazio che è La molto più bravo di me. Lasci Orazio. Sentite, io vorrei cominciare a conoscere questo CD che teniamo a battesimo forse oggi, per la prima volta. Chiedo a voi. Sì, beh, Alessandro, sei qui? è uscito da pochissimo, certo. E mi Sì, fa sì. molto piacere perché avete scelto proprio Radio Libertà per presentarlo, quindi un grazie perché vuol dire che avete stima di questa trasmissione, avete fiducia e simpatia anche magari per chi conduce il programma, o no? Assolutamente sì, veniamo sempre molto volentieri. Allora, caro Alessandro, questo compositore, raccontaci questo nome, questo autore che non conosciamo per la verità. Mi pare che sia nato in Egitto, no? È Sì, sì, nato. esatto, è nato nel 1898 ad Alessandria d'Egitto e ha una storia tutta particolare Vittorio Rieti, perché già che siamo a Milano, stiamo trasmettendo da Milano, Rieti studiò alla Bocconi, era un bocconiano e la famiglia avrebbe voluto che egli facesse l'economista, si occupasse dell'azienda di famiglia, ma il suo amore per la musica poi lo portò, insomma, a infrangere un po' questa volontà di mamma e papà e quindi poi fece il compositore, fece il musicista. Ma con appunto una grande scuola, appunto studiò con Casella, il quale lo appoggiò, e ebbe dei mentori incredibili, uno tra tutti Stravinsky. Cioè Stravinsky considerava Rieti un grande compositore, amava la sua musica, addirittura ecco voleva dirigere la sua musica, tant'è che in questo disco sono contenuti 3 concerti per pianoforte orchestra e 1 per 2 pianoforti, e il secondo di questi concerti sarebbe dovuto essere diretto in prima assoluta da Stravinsky, poi non è stato possibile per le tristemente note leggi razziali, ecco. Ma ecco, lui diceva: "Sono eseguito poco, ma in tutto il mondo", e era anche molto ironico, autoironico Rieti, ma è vero, cioè la sua musica ebbe una diffusione veramente globale, anche grazie all'epoca di Diaghilev, perché gli commissionò la musica per alcuni dei suoi balletti tra i più noti, ecco. Allora vogliamo provare a ascoltare un movimento, magari dal concerto numero 2, il primo movimento che è un allegro con fuoco energico. Tu qua però, Orazio, non compari perché è soltanto per pianoforte e orchestra, mentre poi nella prosecuzione sentiremo invece per 2 pianoforti e orchestra. Orazio? Benissimo. È troppo simpatico Orazio, mi guarda coi suoi bellissimi occhi azzurri. Va bene che questa è anche una televisione, quindi chi ci segue può notare questi occhi, molto vivi
e intelligenti di Orazio, mentre tu hai gli occhiali, quindi sono un po' nascosti i tuoi occhi. Va bene, allora partiamo con il con il primo movimento, Allegro con fuoco energico, l'Orchestra Sinfonica di Milano diretta da Giuseppe Grazioli, al pianoforte ci sei tu, Alessandro Marangoni. Era terminato il brano, Alessandro? No, Forse beh, no, più l'ha più sfumato la nostra sì, Svevia. un brano abbastanza lungo. Molto bello, una bellissima orchestrazione, molto bello, molto brava l'Orchestra Sinfonica di Milano diretta dal maestro Giuseppe Grazioli, che avrebbe dovuto essere qua anche lui, però forse non avremmo avuto spazio per far dialogare i nostri due pianisti. Senti Orazio, tu sei pianista, compositore e direttore d'orchestra. In questi tre ruoli, in quale ti trovi meglio? È una domanda che mi fanno Ah spesso sì? È ed è banale sempre molto allora? no, non Ah, è per niente banale, anzi, però, appunto, fai bene a mettere la clessidra perché altrimenti 3 minuti hai di di tempo per parlare, rischio di monopolizzare la trasmissione. Beh, allora, è difficile perché in effetti non c'è un ruolo preciso nel quale mi riconosco pienamente, ma un po' tutti questi, concorrono a determinare la mia personalità e la mia ricerca musicale, che comunque si esprime necessariamente attraverso i 3 ambiti. Quindi il mio essere compositore sicuramente mi permette di avere un approccio analitico nei confronti di quello che suono, mentre la mia attività di pianistica mi permette di, non, dimenticare l'aspetto performativo della musica, concetto che cerco di, non, dimenticare anche quando scrivo. L'aspetto della direzione in realtà è più recente, ed è una conseguenza delle prime 2, ecco. Alcuni concerti per pianoforte e orchestra, specialmente quelli del periodo classico, mi piace concertarli dal pianoforte e questo, ha fatto in modo che anche la mia attività direttoriale, sebbene, non principale, in qualche modo è presente. Così come anche spesso mi capita di dirigere le mie composizioni, il che, sicuramente mi ha portato ad approfondire anche questo ruolo. Ma ecco, non esisterebbe il pianista senza il compositore e viceversa, e in qualche caso anche senza il direttore. In fondo in epoche lontane era prassi comune dedicarsi a più attività e più recentemente invece è scomparso. Comunque non ritengo che di essere particolarmente eccezionale in questo. È andata così, mettiamola in questo modo. io ti ricordo a Novara che dirigevi un'opera, ero venuta a Novara Ah, vero. ti ricordi? Beh, ma tu sei venuto tante Sì, volte son a venuta tante sentirmi. volte. Entrambi, perché io vi seguo quando posso, vi seguo entrambi. Orazio ho avuto il piacere di ascoltarlo anche a Siracusa, nella sua città, quando ha inaugurato il teatro, che non so se poi si è richiuso, il vostro bel No, no, teatro no, di no, no. Siracusa. No, fortunatamente non ancora. Ecco, però per quella sera mi hai detto: "È un concerto inaugurale di Capodanno, poi purtroppo il teatro, verrà richiuso".
mi E invece ricordo benissimo. fortunatamente poi l'hanno riaperto Bravo, hai ancora portato una volta. fortuna. Ecco, quindi io Esatto. questi C'è grandi andata bene. pianisti, dei quali sono anche lusicata di essere loro amica, quando posso li seguo. Adesso Alessandro Marangoni andrà in America, quindi sarà un po' difficile per me andare in America, finché restate nel circondario mi è facile abbastanza seguirvi. Allora, io andrei avanti a conoscere questo compositore. Ti è piaciuto, Orazio, eseguire le sue composizioni, i suoi concerti? Perché qui Ma adesso vi troviamo a quattro mani. certo, faccio una premessa molto importante. L'artefice vero del disco naturalmente è Alessandro, al quale io mi sono limitato di dare un contributo. Quindi devo dire, Alessandro ha da molto tempo, intrapreso questa strada importantissima di riscoperta di, lavori poco eseguiti di compositori italiani, è un po' la sua cifra, e quindi si è dedicato, tra le altre cose, oltre che all'opera omnia di Rossini, l'unico pianista al mondo ad avere veramente inciso tutto Rossini, ma anche Castelnuovo Tedesco. Ecco, faccio faccio un po', no, però è è importante, dire anche questo. E la sua idea di dedicarsi alle composizioni di, Vittorio Rieti si è concretizzata in questo disco con l'Orchestra Sinfonica di Milano, diretta da Giuseppe Grazioli, che è, va ricordato, un altro importantissimo direttore che si dedica al repertorio italiano. Devo dire, in questo, Alessandro merita, ma adesso non perché è presente e non perché siamo amici, merita una lode particolare, perché, in questo caso ha veramente riportato alla luce, dei capolavori, orchestrali di questo compositore non molto eseguito, specialmente in Italia. All'estero è più noto, in Italia molto meno. Lui ha inciso di fatto 3 concerti, per pianoforte e orchestra, e io ho inciso con lui quello a 2 pianoforti, quindi il mio contributo a questo disco è veramente minimo rispetto a quanto non abbia fatto lui e quanto naturalmente ha fatto anche Giuseppe Grazioli. Però devo dire che è stata un'esperienza molto importante, che ha permesso anche a me di conoscere, un repertorio, direi che non conoscevo, se non marginalmente, e naturalmente di studiarlo. E si tratta di lavori sicuramente di grande interesse, di grande impatto, e forse anche di grande effetto per il pubblico, perché c'è virtuosismo, ma anche una scrittura timbrica orchestrale, non secondaria rispetto ad altri importanti compositori. Va bene, caro Orazio, la clessidra è finita, quindi passiamo subito al primo movimento allegro moderato dal concerto per 2 pianoforti, quindi in questo caso appunto troviamo Alessandro Marangoni e Orazio Ciortino, sempre accompagnati dalla grande Orchestra Sinfonica di Milano con Giuseppe Grazioli come sul podio a dirigere.
Ah, ci sfuma la nostra sveva. Senti, mi rivolgo un po' a una, un po' all'altra. Adesso in questo caso chiedo ad Alessandro, però ho dimenticato la domanda che ti volevo fare. Inventatene un'altra. Inventatene un'altra. Ma questa era carina. Oh, caspita. Ho pensato, ho fatto tante cose, non me la ricordo più, Alessandro. Ah, sì, no, eccola, chiedo scusa. Capita anche a voi? Sì. Ah, meno male. Va considerata musica del Novecento, musica contemporanea? Come si classifica come si identifica questa composizione? Oddio, che domanda difficile. Ah sì, è difficile. Sicuramente. Allora, la musica del Novecento, diciamo, è musica che prende da una tradizione, possiamo dire, neoclassica, no? Stravinskiana, post-stravinskiana, ma anche con delle, così, Rieti guardava anche all'impressionismo, Debussy, Ravel, era un po', secondo me, come una specie di, adesso non so se Orazio lo sa, sicuramente può dire qualcosa meglio di me, mi sembra come una sorta di antenna che a 360 gradi Rieti captasse tutte le così tendenze anche estetiche dell'epoca, non abbraccia, diciamo, la dodecafonia, non abbraccia le avanguardie, ma con una sua cifra molto, molto originale, no? La sua scrittura è originalissima, Veramente. spesso con elementi ritmici molto così vivaci, ma E incalzanti, incalzanti, sì, e prediligeva molto anche le forme brevi, cioè in poche battute, in pochi secondi, in pochi minuti, insomma ci sono molti cambi ritmici, ma anche così di ambiente emotivo, possiamo dire, no? Avete fatto molto bene a portare alla luce questo compositore, perché in effetti non si sente, a me non era mai capitato di ascoltarlo. Forse le sue incisioni discografiche ci sono, non ci sono poche, ce ne sono, Alessandro? Beh, Oppure non ci sono c'è moltissime molto? incisioni. Beh, questa che abbiamo fatto è una prima incisione. Questo secondo concerto, questo doppio concerto delle due pianoforti è stato portato in tournée in molti concerti da un famoso duo americano nell'epoca di Rieti, però, e quindi era conosciuto, abbastanza conosciuto, diciamo, ma poi è rimasta un po' nell'oblio negli ultimi anni. Esatto. Bravi, avete fatto molto bene. Questo è un CD edito dalla Naxos, questa grande casa editrice. Intanto ricordiamo il numero di telefono per chi volesse intervenire, per dare... Ce l'abbiamo... Ah, va bene, allora fai attendere l'ascoltatore. Già fatto, quindi manda pure la pubblicità e poi passiamo con l'ascoltatore e proseguiamo poi nell'ascolto e nella conoscenza dei nostri due graditissimi ospiti. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Ah, bene, torniamo in diretta. Allora abbiamo una chiamata in linea. Pronto? Buongiorno, sono Vito Coviello e che dire, è immancabile il mio appuntamento con voi. Preferisco questa musica di gran lungo a quegli appuntamenti musicali che si fanno ogni anno, che non sopporto. Quali appuntamenti annuali? Chi li fa? Quelli di musica leggera che si fanno ancora in questi giorni. Il Festival di Sanremo, forse. Senza fare nomi, a caso. Scusa, mi rivolgo a Alessandro Marangoni perché è un ascoltatore di Matera, è vero? Matera. Sì, Come lo ricordo anche l'ultima volta.
era Eh, Sì, ci intervenuto. siamo Sì, già certo. sentiti. ecco. È bella questa esecuzione che avete fatto, molto potente e interessante nell'insieme. Certo, ha un po' della musica dodecafonica, però mi piace moltissimo. Devo farvi complimenti, che vi devo dire. Ci siamo sentiti altro, lei si ricorda benissimo, come anche io mi sono ricordato gli altri Grazie pezzi che hai Vito, eseguito. No, che devo dire? Io non riesco a fare a meno del sabato e quindi e meno male. attendo con... No, ci mancherebbe altro. Mi distende, mi calma, Bravo, è è la la musica. musica ad alto livello, è quello che dovrebbero insegnare ancora e nuovamente nelle scuole, Ma che forse pare che... pare che torni l'insegnamento della musica nelle scuole, ho sentito ventilare. Va bene Vito, grazie Io ti infinite ringrazio, un abbraccio, e un ciao. saluto alla tua bellissima Matera che il nostro amico Alessandro conosce bene per aver insegnato 5 anni, no, al Conservatorio di Matera. Sì, sì, poi ho anche una moglie materana. Ah, figurati, allora è il massimo. Senti, allora, torniamo un attimo a Orazio, che adesso sentiremo in una sua esecuzione, perché naturalmente siete ognuno ha la propria carriera concertistica, e quindi Orazio viaggia per la sua strada e Alessandro altrettanto, per esservi poi incontrati per il CD di Vittorio Rieti, giusto? O per altre piacevoli occasioni. Allora, caro, Orazio, adesso noi ascoltiamo questo Bach, dunque, che tu hai, registrato, se non vado errata, con l'Orchestra di Padova e del Veneto, Mh-mh. pubblicata con l'etichetta Anser Classic, ed è il CD CPE. Adesso io qui chiedo la traduzione di questa sigla. Più che una sigla è un nome. È un nome, Che sentiamo sta magari che che sta Carl Philipp Emanuel Bach. ah, Eh. figurati. Era il nome, stavo a vedere cosa dico, sai, qui in mezzo a tutte queste sigle Non ah, no è l'acronimo di una no, cooperativa. no, ma sai, CPE dico, ma probabilmente è qualche premio, qualche cosa. Quindi è uno dei figli questo, È il è secondogenito. il secondogenito. Ecco, chiedo scusa se avessi fatto prima la domanda, vedi No, no, non ti preoccupare. questa ignoranza così, pubblica non l'avrei fatta. Allora, Carl Philipp Emanuel Bach, ascoltiamoci, nella tua esecuzione il terzo movimento Allegro assai, il concerto in Mi maggiore.
Chiedo scusa Orazio se sfumiamo su questo splendido allegro assai, terzo movimento del concerto in Mi maggiore di Carl Philipp Emanuel Bach. Si sente però già una generazione dopo. Beh sì, È Carl Philipp vero? Emanuel Bach è stato forse uno dei più importanti compositori del Settecento e che ha dato il via alla generazione romantica, quindi non esisterebbe Beethoven e forse neanche Brahms senza Carl Philipp Emanuel. È stato un elemento di rottura nella famiglia Bach e un compositore che anche Mozart teneva in grandissima considerazione, quindi insomma tutt'altro che una figura marginale del Settecento musicale, anzi. Molto molto bello, bellissimo. Cosa dici Alessandro tu da collega? Meraviglioso, musica meravigliosa e suonata anche benissimo. Ecco, questo se detto da un super tecnico come Alessandro. Allora, pronto? Pronto? I due maestri e davvero complimenti a tutti quanti, a Oretta, perché Chi sei, ogni scusa? sabato... Pronto, mi senti? Sì, ma come ti chiami? Da dove ti chiami, scusa? Scusa, sono sempre Piero da Monza. Ah, Piero da Monza. Prego, Piero. Ecco, complimentissimi a Oretta che riesce ogni sabato a catturare tra i migliori artisti veramente Non e sempre che mi capita. conclude il palinsesto settimanale di Radio Libertà con la più bella delle trasmissioni. Grazie. Complimenti ai due maestri, questo io sì. amo moltissimo il piano e permettetemi un complimento anche alla brava regista che si sacrifica ogni sabato per sì. mandare in onda questa trasmissione. Grazie Complimenti Piero. a tutti dunque e buon proseguimento. Molto gentile, grazie, grazie mille. Vedi che simpatica questa trasmissione senza filtri né censure. Arrivano gli ascoltatori, Sveva non chiede niente e vanno automaticamente in diretta. Allora, abbiamo ascoltato il concerto in Mi maggiore eseguito dal bravissimo Orazio Sciortino. Questa etichetta che io non riesco a leggere, un'etichetta anche questa molto importante. È un'etichetta Orazio tedesca che si chiama Hessler. Hessler. Benissimo. Auguriamo, è uscito da molto, da poco questo CD? Da un annetto. Da solo un L'abbiamo già anno. presentato anche qui. Anche questo? Sì. Ma sai, Tra le tante cose ci si perde. ci si perde. Allora, vediamo se c'è un'altra chiamata, poi passiamo a te Alessandro per fare la par condicio, anche perché non voglio... abbiamo un'altra chiamata? Sì, pronto? Pronto? Buongiorno Retta, sono Elisa. Ah, buongiorno Elisa. Allora, Buongiorno, volevo fare i complimenti, intanto dirti che sei veramente simpatica. meno male. Mi sì. piace il tuo modo di condurre la trasmissione. Con le gaffe che faccio anche ogni tanto. No, non sono gaff, hai fatto la domanda al maestro, hai fatto la domanda che volevo fare anch'io, chiedere appunto in che tipo di, come poteva essere inquadrato questo tipo di musica, ecco, domanda molto da ignorante, ma insomma, quindi hai soddisfatto già la mia curiosità. Ovviamente faccio i complimenti ai tuoi illustri ospiti e mi delizio con la musica che è veramente molto molto bella. Brava. Basta così? Grazie. Sì, basta. Grazie, Elisa. Grazie ancora. Arrivederci. Grazie, facciamo rispondere a entrambi così questa ascoltatrice vedi che arrivano. Orazio. Ma allora, continuando quello che ha detto Alessandro prima, Vittorio Rieti si può considerare una sorta di caleidoscopio del Novecento, cioè c'è un po' di tutto, ci sono sicuramente elementi che possono ricordare Prokofiev, Stravinsky, qualche altra cosa che riguarda forse più la musica francese, ma l'aspetto più interessante è che in tutto questo esiste un'italianità in qualche modo, o un modo di reinterpretare o metabolizzare la tradizione e restituirla in una maniera decisamente personale come fa Vittorio Rieti. Dico anche un'altra cosa, è che fa parte di quei compositori che avevano un solidissimo artigianato compositivo, e tu Oretta ne sai anche qualcosa essendo discendente di un altro importantissimo compositore che era Marinuzzi. Ecco, tutti questi compositori, direttori italiani del primo Novecento avevano una solidissima tecnica compositiva e in qualche modo hanno lasciato un loro importante contributo nella tradizione musicale europea, specialmente chi a causa delle leggi razziali è andato anche negli Stati Uniti, come lui e Castelnuovo Tedesco. Ecco, non si può considerare musica contemporanea perché semplicemente è stata scritta molti anni fa e Rieti è morto, se non sbaglio, nel 1994, quindi non è contemporanea, si inserisce nella musica moderna del Novecento? Ecco, musica del XX secolo. Ecco, forse penso che usando così un'orchestra talmente ricca, questi concerti siano anche un po' difficili da
essere eseguiti, con una certa, frequenza, no? Sì, sicuramente non è facile, proporli, non tanto forse per l'organico, quanto perché insomma, nel caso di quello dei pianoforti, i concerti dei pianoforti in generale soffrono un po' del fatto che vengono eseguiti meno rispetto a quelli a un pianoforte. E poi il repertorio pianistico è talmente vasto, per cui qualche volta ci perdiamo qualche pezzo, no? Bene, allora caro Alessandro, tu, hai debuttato nel 2007 in un recital con Daniel Barenboim, altro grandissimo nome nel campo della pianistica, si dice? Campo della pianistica? Ho Sì, del sbagliato? pianismo, sì. Del pianismo. Che oltretutto lui dirigeva anche i suoi concerti, no, i concerti che lui, eseguiva al pianoforte. Io ricordo di aver visto una volta che si alzava dal pianoforte e, dirigeva. Ricordi Sì, sì, qualcosa del come genere? come fa Come fanno Orazio anche come fa spesso, Orazio, cioè, ecco, vedi, nulla di il ruolo nuovo. del pianista che direttore anche e soprattutto per certi concerti del periodo classico è una prassi molto diffusa. E l'orchestra riesce a seguire tranquillamente senza con un direttore che si alza e si siede e che interrompe la propria direzione? Orazio, sì? Anzi, a volte segue anche meglio. Senza direttore. Senti, allora torno un attimo ancora ad Alessandro che appunto ti sei perfezionato alla scuola di Fiesole con la grandissima pianista Maria Tipo che abbiamo ascoltato in apertura, poi hai debuttato con Daniel Barenboim al Teatro alla Scala e in omaggio del direttore d'orchestra Victor De Sabata nel 40° anniversario della morte. Oltretutto sei molto amico, no, della figlia Eliana, della figlia del Sì, maestro De certo. Sabata. Sta bene? Ma Sì, 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 certo, bene, certo. bene, bene, fa piacere perché è un grande nome, anche Eliana De Sabata porta avanti sempre la grandezza di suo padre, quindi Certo. è una continuazione che non deve cessare mai. Senti Alessandro, adesso naturalmente siccome anche tu sei un altrettanto grande pianista al pari di Orazio, sentiamoti in questa veste rossiniana. Che cosa avresti scelto per fra i tantissimi peccati di vecchiaia, li hai incisi tutti, no, quanti sono? 500? Quanti sono? Ma non li ho mai contati tutti, ma sono circa Ah, 250, sì, 250, li avevo sono raddoppiati. ben 13 dischi, quindi è un bel po' di materiale. Ha scritto moltissimo Rossini nell'ultima parte della sua vita, e alcuni pezzi più lunghi, altri più brevi, diverse forme. E adesso ho scelto questo pezzettino, che appunto, si intitola A sede memento, che fa parte di insomma un gruppo di 2 pezzettini. Il primo si intitola Memento Homo, che non ascoltiamo, che è appunto così una meditazione, un pezzo in minore, in do minore, molto meditativo appunto sulla morte, appunto. E poi appena dopo, attacca, cioè va suonato praticamente senza soluzione di continuità, A sede memento, e quindi Rossini che, spesso in questo periodo soffriva, a ciclotimico, soffriva di questa forma depressiva, insomma questi spazi anche di umore spesso, così improvvisi. Rossini ci dice appunto: pensiamo alla morte, pensiamo all'aldilà, pensiamo a meditare sulla vita, ma poi anche danziamo, insomma, all'improvviso attacca questo pezzo in fa maggiore molto così, un po' scanzonato, divertente, allegro. Bene, allora sentiamo Alessandro Marangoni in veste di pianista solo con A sede momento dal volume numero 2, perché quanti sono i volumi? 13, quanti sono Sono Alessandro? 14, 14, 14. ne ero rimasta una indietro. Volume numero 2, tutti i peccati di vecchiaia, Pesce de Veyes, raccolti in questa volume, questo enorme, questi 14 dischi insomma.
Dispiacere ogni volta che si sfuma su su un brano così delicato come questo che hai suonato, Alessandro, bellissimo. Poi non so, ognuno di voi ha un proprio musicista che gli è più congeniale? Orazio? No, per esempio dice: "Io preferisco suonare Liszt", per esempio, oppure tu Alessandro, adesso chiedo così, se perché presumo che ognuno di voi poi abbia più magari attinenza con un musicista, con un pianista piuttosto Ma secondo me è una risposta molto complicata perché, almeno per quanto mi riguarda, varia molto dai periodi, quindi, non lo so. Ecco. Adesso per esempio mi piace più suonare Brahms, però sarà anche che lo devo studiare, quindi anche questo. E tu Alessandro, perché avendo fatto tutti i 13, 14 CD dedicati a Rossini, è un compositore che hai assimilato molto bene. Beh sì, senza dubbio che ho assimilato e che amo particolarmente. Però come diceva Orazio, sì, dipende anche, poi quello che ci chiedono, no, di suonare. Poi più che un compositore magari è un periodo, magari uno è più affezionato a un tipo di pianismo, non so, classico, magari un altro pianista più affezionato a un tipo di pianismo, non so, musica contemporanea, oppure dipende. Io credo che è bello suonare un po' di tutto, è bello suonare un po' di tutto, anche se poi naturalmente, come dici tu Oretta, ci sono delle predilezioni. E in questo caso con Rossini sei andato tranquillo, perché hai inciso tutti e 14 CD con la Naxos, sono ancora in giro, si possono recuperare questi CD, ormai si trova tutto tramite, internet. Sì, si trovano su tutte le piattaforme, ma adesso la Naxos ha fatto proprio un box, quindi si possono prendere, c'è Tutti un box insieme. che raccoglie tutti i CD, sì. Perché purtroppo i negozi di dischi dove uno una volta andava così sono rimasti veramente una rarità, eh. Abbiamo la nostra bottega discantica per la quale tu Orazio hai inciso dei CD con la bottega Sì, discantica. sì, è stato anche grazie alla bottega di Scanche che siamo conosciuti, ti È vero, ricordi? è vero, è vero, ma andiamo indietro negli anni e purtroppo Pare questi negozi, vanno esaurendosi e quindi, auguriamo lunga vita alla sì. bottega discantica dove veramente si trovano anche le rarità discografiche. Senti, caro Orazio, raccontami che cos'è, aspetta, questo l'abbiamo detto, che sei stato nominato Krug Ambassador nel 2014. Io so di che cosa si tratta, ma vorrei che tu lo dicessi agli ascoltatori. No, la Maison di Champagne Krug, aveva commissionato un pezzo pianistico da associare ad una loro bottiglia
ed è diventata la traccia di un disco Sony, pubblicato dalla Sony nel 2016, con alcune mie composizioni pianistiche, tra cui naturalmente questa. E in quel caso l'associazione tra musica e bollicine, in un certo senso ben si sposa con la mia passione per l'enogastronomia. Sì, Ma perché loro non lo sapevano, l'hanno scoperto dopo, l'hanno così scoperto come hanno scoperto dopo che io non amo le bollicine. Hai ragione, anche a me non piacciono, piace il vino fermo. Ecco, nel ricchissimo curriculum di Orazio Sciortino, si conclude con: "Nutre una grande passione per la cucina". Beh. Mentre tu, Alessandro, di passioni, qual è la tua passione al di fuori della così della tua attività pianistica, a parte la famiglia, a parte così una cosa un po' ludica, cioè esiste? Beh, anch'io amo la cucina, Ah, per anche dire tu. onestamente sì. Beh, insomma, Ma ti sì. diletti di come Orazio? Vai ai No, mercati, vai no. no, beh, no, assolutamente no. No, Non son degno, no, di non sei degno. Orazio, esatto, lui è un professionista. Ehm, Però certo, io credo che un musicista debba, no, cioè è bello che abbia anche tanti hobby, tanti Al di interessi. fuori. Lo sport vi piace? Silenzio. Sì, Sì, sì. con una certa Moderazione. moderazione, insomma. Io non ne pratico più molto purtroppo, giocavo a basket, ma ormai È passato, fa parte Sai di un sai, passato. abbiamo delle mani da preservare. esatto. Magari E non sono le mani, però comunque. Senti, allora torniamo e concludiamo con il nostro autore, protagonista, con Vittorio Rieti. E che cosa volete far sentire? Come naturalmente torniamo a un concerto per 2 pianoforti, così vi ritroviamo entrambi, Orazio Sciortino e, Alessandro Marangoni. Alessandro, che movimento avresti scelto o avreste scelto? Abbiamo scelto l'ultimo movimento del concerto per 2 pianoforti, che è un allegro fugato, molto bello, c'è questo dialogo tra i 2 pianoforti, così contrappuntistico anche. E non abbiamo detto una cosa interessante, che in questo concerto, in generale in tutti i concerti di Rieti, anche l'orchestra è protagonista, cioè lui scriveva in maniera spesso un po' cameristica, no, Orazio? Cioè, Sì, sì. quindi c'è soddisfazione anche nel suonarli da parte dell'orchestra, perché ci sono molti interventi anche degli strumentini, eccetera, quindi l'orchestra non fa d'accompagnamento. Sì, sì. C'è un ruolo molto importante dell'orchestra e in questo caso allegro fugato per gli ascoltatori. Va bene, allora chiamata rapidissima, risposta rapidissima e poi chiudiamo con l'allegro fugato. Pronto? Buongiorno, sono Marco da Bergamo e Prego volevo Marco. fare innanzitutto i complimenti ai 2 maestri. Beh certo. Ho sentito nominare la cucina e come si può trovare un punto in comune tra cucina, composizione e quindi musica? Questa è la mia domanda. Allora Orazio, velocissimo. Non poteva esserci domanda più bella. Visto che abbiamo parlato di contrappunto, allora il contrappunto dei sapori e degli ingredienti ben si abbinano all'idea che dei timbri, dei suoni vengono combinati tra di loro. Quindi c'è un'associazione diretta che per me è fondamentale, sia quando cucino che quando scrivo. Quindi contrappunti di suoni e contrappunti di sapori. Bella risposta. Bene, grazie al nostro ascoltatore. Grazie Allora, mille. grazie a Orazio Sciortino. Cosa posso dirti Orazio? Il nostro pubblico ti ha sentito e quindi, avrà la sua considerazione lusinghiera nei tuoi confronti. Cosa posso dire nei tuoi confronti invece, Alessandro Marangoni? Idem. Idem veramente. Siete 2 grandi artisti, siete 2 grandi pianisti, direttore d'orchestra Orazio e compositore. Entrambi siete docenti al Conservatorio Guido Cantelli di Novara, Alessandro Marangoni, Luca Marenzio di Brescia, Orazio Sciortino, e con il terzo movimento allegro fumato. Per forza parla di cucina, allegro fugato. Grazie ad entrambi e alla prossima naturalmente. Volentieri. E buona fortuna a questo Grazie. bellissimo CD.
Avete ascoltato L'angolo